Bene, 7:01, 25 agosto 2000, partiamo dal Altipiano del Montasio, eccolo qua di fronte a noi, e andiamo in direzione del Monte Cimone, di cui intravediamo il cupolone, a meno che non sia il Pizzo della Pieve, quel da Viene che sei appena Drio. Lasciamo il gruppo del Canin, eccolo qua, e riprendiamo la salita. Di fronte a noi il Canin, con gli ultimi brandelli di ghiaccio. Cos'è, un bivacolo via che ti vede il riflesso su del vetro? L'arrivo della seggiovia. Non lo trovavi, che può dire, tu che te vuoi? Giro panoramico al Montasio. Dio, guarda che è stupenda. Guarda, è un pascolo che è incredibile. Guarda che pascolo che hai qua, ragazzi. Ma la passera lo via, il casello là vicino. È la Drio, sì, è la Drio. E un bel po', cosa facciamo? Cartelli segnaletici, Montasio. Ci lavori là. Però lui fa peccato perché le fai sempre ciampo, non può fare. Perché lui riesce a fare la via, non si fa. Perché se Rico fa buono fa formare. Fronte a noi Canin, stiamo risalendo il vallone del Vandul, in direzione del passo. Strane formazioni di rocce, una puddinga. Qua l'uomo delle caverne. Canin sempre davanti a noi. Corrado sorride. Oh, arrivo Forcella Vandul, poi verificheremo la quota. Corrado all'attacco della ferata.
Queste riprese qua sono tutte bevute che poi vi costa, eh? Non sta a crederti. Fa via. Va bene Giancarlo? Ottimo, ottimo. Piano piano. Sì, guarda, non ho nessuno che ne corrio. Si chiama? Ah, si chiama sentiero attraversato. Sì. La ferrata cosa aveva? È un po' più esposta. Ah, più... Più da... Ah, beh, solo dalla cima a rinunciare. Mi scocciava proprio. Comunque le peggiori l'ho visto in Tofana. Sono già bei. Ecco il Plauris. Vieni, E che lì è la nostra vetta. Qui. Marmotte di fischia. Ah? Che spettacolo che è qua, ragazzi. Io che... Macchina. No, merda ragazzi, oh! Scherziamo? Favoloso le dire. Madonna. Allora che hai detto delle Giulie? Bellissime. Belle, eh? Non riesco a localizzare il bivacco, forse ho Ma che Giancarlo bisogna fare una foto di chi fronte a queste montate qua. Il montaggio sto qua allora, no? Eccolo. Eccolo lì, guarda. Bello, c'è di Gio di Miesegnot. Lì c'è un vecchio villaggio di guerra, no? Di cui hanno ricordato. E c'è una via di salita al montaggio che è molto famosa, la via di Dogna, che è considerata una delle più belle salite delle Giulie. È solo un secondo grado, però volo torre di salita, cioè salì tutti strapiombi. Con un bivacco intermedio in grotta. Bene ragazzi, ciacolale bel, ma bisogna camminare. Gran Ciampaner. Vedete di fronte ne alti, quel ghiaggio in fondo, quella punta. Davanti noi. Sì, sì. Quello è il Gran Campanaro. Cioè? Grossglockner. Quello là. Sì. È il Gran Ciampaner.
Adesso vedo le indicazioni che le dice. Devo vedere lì allora. La tua fa serata norina, prendila via. No, 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 che è? Scherzi. Non l'ho fatto vedere la cassetta lì. Ma no, ma anche i militari, perché lui arriva, Io non arriva fin qua però, porta sulla roba. Allora, si tocca arrivare, per il Vero Giancarlo? Su te. Arrivo dalla scaletta pipa nel montaggio che però non riesco a decifrarla. Quindi, cercare di come il panino. Sentiero Ziffer. Allora c'è camoscio in cima, eh? I camosci! Eccolo lì il camoscio. A meno che non sia di stand-by addirittura. Sì, questi sono stand-by. Questo è un maschio.
Curioso lo stambeco. Sono marchiati però. Sono marchiati però. Oh, panorama della vetta. Sul Sernio. Gran Campanaro. È un po' sotto. Spettacolo, Corrado, che hai detto? Questi tambecchi qui di essere super controllati perché tutti marcati. Forcella prevala. Vediamo se si vede Gilberti. No, Gilberti è nascosto. Oh, proprio non c'è più una lacrima di neve nel canale di Canin, Corrado che ha fatto fame. Ha fatto fame, pare. Insomma non c'è retorica in montagna, se vuoi godere devi soffrire prima. Bivacco. Ecco laggiù il Plauris. Forcelletto. Guarda, si vede il Pelmo in lontananza, guarda lì il Caregon, il Pelmo e l'Antelao. Pelmo e Antelao. Porca miseria, Stambeco giovane. Bellissimo. Dall'interno del bivacco filmiamo un stambeco che sta pascolando. Giancarlo ne approfitto per fare la fotografia, siamo all'interno del bivacco, direi confortevolissimo dopo la salita, Giancarlo che hai detto? Meglio il bivacco che la bastonata, ti dice. Corrado, che hai detto? Credo. Non è il dos stani, lì non passava, insomma. Ma lì. Non è schineggio la Petra, ti esploseva la Petra, La Petra.
a Petroscalari, ecco che all'interno del bivacco, classico bivacco tipo Polonio, 9 posti. Sono arrivati su. Allora, 3 sì. 9 posti? 9. Tante volte neanche c'è 12. Ragazzi, c'è un panorama fuori che c'è da svenire dalla bellezza. Mangiamo una mela e dopo. Madonna che bello. Adesso mangiate bulco di che Eita, chissà che tornava cialda che sarà, no? Il nostro amico continua a seguirci. Cosa tu? Guarda che roba. Qua è veramente una roba. Ecco, là è la pianura, là non dovrebbe essere neanche da questa est. Il mare là, là. Là è la pianura e neanche, vedo là i fiumi che vado. Te le metto là. Poi ce lo sono là. Non deve essere via, ma che la fuschia là? Sì, quella fuschia là, c'è così sono. Lei che viene fuori al sole. Se viene fuori al sole, te sta da Dio, te può restare anche una mezz'oretta così. Giovedì mezzanotte. Ma sti paesini qua allora, cos'è i paesini là? Da Valdogna. Da Valdogna, ti arriva da dove la strada? Chio, picchi. L'autostrada, le previsioni da su, vengo così l'autostrada, e poi una vallata parallela e da sull'autostrada. Ma è là arriva tutto. Si ferma, si ferma. Sella Sondogna. Guarda che paese là Dio, che par di là di Sella Sondogna è il rifugio dei laghi di Valbruna. Come si chiama là? Rifugio greco là? Rifugio greco. Cos'è il lago dopo le Fusine? Sì. Adesso non mi fa la sol, batte brucia. Guarda, questa là è un pelio. Ti starà a vedere Croda rossa. Montelao, Carrigone del Padre Eterno. Quelli sono i Monfalconi. L'autostrada sotto. Lauris. Ma sul Monte Cimone c'ero anch'io, eh. Che hai detto? Sì. C'ero anch'io, dici? Sì. No, però sta qui le da sola e il credo Franco ieri insieme 7 insieme. Ma sapevi cosa che resta qui? Ma chi la metto da in quarantena? Mi sola. Come segna. Tutti i piani di Montasio. Si dovrebbe vedere il mare da qui, ma c'è foschia verso la marina. Cresta dei Musi. Ecco giù sicuramente il gruppo del cavallo. Non riesco a metterlo a fuoco. Eccolo lì la sella.
Gli stambecchi ci seguono sempre da vicino. Giancarlo si diverte a filmare, riprendere. Se viene a fare un fiato, però la testa alla Madonna, una boccata del sole, non sa rifare una boccata del sole, era la testa alla Madonna, sì che le serava, cosa succede? Gli ha rotto qualcosa, si è rotto. Beata la Madonna decollata. Si vede che probabilmente è stato l'azione del freddo, del cielo, chi lo sa. Gorizia l'ha portata su sta. 10 del 9 dell'87. Gruppo escursionistico Gorizia. Madonna della Neve e della Pace. A te parte da là, guarda. Tacca dice un guarda. Però pensaste da dice tutte le cime un Guarda. Guarda che non la via, Dio caro che alta lì la via. In fondo. La neve, ora non è la via. Io faccio anche un paio di foto anche. Sì, adesso perde. Che ore abbiamo fatto, ragazzi? L'alloy dentro mi deve. Mezzogiorno e un quarto. Le buon'ora, va. Alle 32, Giancarlo chiude la porta del bivacco. E l'ho avuto su. Salutiamo gli stambecchi della vetta. Ci prepariamo a scendere. Salutiamo la Madonnina decollata del Montasio, del Monte Cimone. È difficile che si torni. Sono posti che si vanno una volta nella vita, che dopo si va in un'altra banda, insomma, ma anche me la penso così, a meno che sai uno non vada a mo' di pellegrinaggio in certi posti, no? Tiene sempre questo po' di ombriola, guarda. Un po' lì, non è proprio senza sole. I stambecchi ti dice? Prima che c'era antiche là sul corpo, la stanno guardando e che cazzo dove si trovano? Spera che guardava dopo con chi del bus. Ah, tu ce l'ho da mette? Eh? Ma forse le avancio meglio, non mette niente. Grande Montasio. Con una macchina che è tranquilla. Guarda che è da sotto, eh? È stata asfaltata che è da sotto. Sì, te via fino a solo si ferma. Te vai fino al rifugio greco, te vai là a Pietro che tende strada, no? Il rifugio greco c'ha mezzo chilometro di strada a piedi. Te la fa della Val Caesara praticamente. Ma fa tanto, no? A Lussari. Ma adesso sull'Ussari. Io arrivo a c'è passaggio via che va sull'Ussari. È un bellissimo posto.
la chiesa, il villaggetto. Oh, Le vie grandi così. Che è il Mane Long, no? Sì. Ah, ne vuoi salting, eh? Parte, Pericolante. dalla parte pericolante, Giancarlo, ah, tutto ok. Sto che era l'unico saltuto un po'. L'ultimo. Sì, il caminetto. I bastoncini. Ma guarda, una volta che sei abituato non riesci più a fare a meno. Guarda che ti dà una mano forte, sai? Perché sostieni. Là. Giancario seriamente sta scendendo. Via Barazzano, il mare di salita. Ho una piccola sosta lungo la discesa. Perché sa, se ti mai tanto, ti diventa ti pesantissimo. Guarda che queste parole restano registrate, per la storia, eh. E il canin. C'era davanti a Sas. Non riesco a vederlo lì, eccolo lì, inquadrata. Guarda lì con le manute. Proprio te una sassata se la si muove. La gira il ciaf, guarda lì che la gira il ciaf. Bellissimo, eccola che la va. La si è sbassata. Prova. Proprio te una sassata. Belle 200 metri, con lo zoom lo vede chi taccata, ma capisci che è lontano. Quella marmotta immobile quando vuole. Eccolo lì. Guardalo lì. Che bella che le guarda, che bella nina. Però dipinto Cornelio, Corrado. Si è mosso La si è sbassata, sì. E in Ciataroma c'è modo in do. È facile. Vai in do, lasciala sta Corrado, che non in do. No, perché è una bella posizione quella lì, eh. Io ti to i carsici. Nel vallone della Viene. La Viene. Ecco la sella. Ecco della nostra montagna, che da qui non si presenta molto eroica, però una gran bella montagna.
tirata. Oh! E lo lì Troy? Sì. Buon buon. Pensai che fosse chiamato Pindomi, guarda un po'. Sì, non è male. Ah, ecco. Troviamo la numerazione 641. Si tratta di scendere e poi ahimè di risalire un po'. Problemi di orientamento. Meno male che ho trovato una traccia qui sopra, ecco lì il segnale. No, se non c'è mo' grado. Speroni dell'anticima. Giancarlo è un po' incasinato in una valicella. Giancarlo l'Adrio cagare, l'Adrio fa che cosa? Sta attento che con lo zoom te rovini, eh. Comunque siamo arrivati al bivio con il traversone che adesso ci porterà ai piani del montaggio. Sì, era pega qui. No tanto però, Poi arriva anche l'uomo dei boschi qua. Ora di stasera Giancarlo ti colato 3 kg. Oh, siamo sul sentiero trasversale, il collegamento con gli altipiani del Montasio. Guarda che paese lavoro vicino. Guarda. Ma i paesi magari. Guardate che magri. Perché io anche per dire su un posto di lavoro, Dio buono. Io dico che su a Tarvisio, Sembra che le se no a Tormeso. E se no io fai i boscaioi. Voi Maghers. Bene all'ombra. Bene, è storica questa frase. Oh, guarda che ho tornato per il monte. Ah, ti nasce molto meno poco, Tina 2 ore, Corrado. Oh, Ascoltami a me. 2 ore, Tina. ma scherzi. Perché ti sono di fronte, guarda Corrado. Vedo là dove che è il ghiacciaio. Guarda che le piste. Canin domina sempre la traversata. Ora siamo in vista degli altipiani del Montasio, ancora lontanini, comunque siamo sulla strada buona, sono le 3:29. Che è? Sentiero. È il patocco. No, tocca il devo avanti, non è che sono idoneati, dopo il devo davanti. Ecco, di qui dovrebbe salire la ferrata Pipan. Ha fatto il giro poi. Era lì. Sì, sì. O 407 siamo rimasti in vista dei piani del Montasio.
praticamente la Luigi ti vai su per là. Io cavo lì su Giancarlo. Ah, impressionante. Dio chi? Ragazzi, sei in su. Lì in su, ma soprattutto le lancia in là. Io poi. Perché il montasio le pin su, ma le pin cave, va su di dietro il montasio. Oh, la macchina lavora. Lì. Dove si c'è anche la strada lì, sì. Ogni altro non possono venire avanti fino a con la macchina. Oh, la macchina, sì. Un chilometro intanto. C'è di P? Ah sì? Anche due. Ciao. Allora, mezz'ora. Ecco. No, comunque è obbligata la strada, è dove qua. Sono obbligati ad arrivare. Poi i nostri eroi devono arrivare. I nostri eroi. I nostri eroi. I nostri eroi. I nostri eroi devono arrivare alla macchina. Dopo una lunga camminata. Sono le 4:24. Finalmente arriviamo al parcheggio. Poi da ricorso alla neve, bere qualcosa, no? Sì. E dopo lascia sistemare. Dopo 7 ore. Il 6 agosto. Siamo nuovamente al Altipiano del Montasio, andiamo alla ricerca dell'oggetto perduto di ieri, telefonino di Giancarlo, sguardo verso Monte Cimone, praticamente di qua va sul tratto ferrato che abbiamo percorso ieri. Bene, proseguiamo, speriamo di buona caccia. Lasciamo gli alpeggi, confortevoli tavoli e andiamo giù. Faccio così. Siamo arrivati al primo bivio lungo il sentiero di collegamento, proseguiamo in direzione del sentiero che abbiamo percorso in discesa ieri, 7:49. Il secondo bivio è quello che consente di ripercorrere a ritroso la discesa di ieri, speriamo in bene. Cominciamo la salita, la marmotta di ieri sta fischiando, sono lei e sua sorella, 8:27, coraggio. Stiamo risalendo faticosamente l'erta via. Giancarlo sta arrivando su questo traversone, siamo 4.900, siamo all'inizio del vallone terminale per arrivare alla Forcella. Ore 10 siamo arrivati in Forcella, adesso cominciamo la ricerca dell'oggetto antico, cioè del telefonino. Forcella che si trova a quota 2080 metri. E insomma 3 ore di risalita. La montagna che abbiamo salito ieri. Stamattina gli stambecchi non ci sono però. Sera dove dormire.
Mi sembra ancora più nitido oggi come panorama. Riccardo si avvicina con fare guardingo. Jody Miesegnotto. Cazzo, allora è un salto che sarà 1500 metri di dislivelli sotto. Di qui sale la famosa via di Dogna al Montasio. Riccardo sta cercando, purtroppo senza alcun risultato, attacchi del canin.
Abbiamo amici sulla cresta. Me pare que aqui dois jambons de hier. Sì. Bene, ore 10:28 antimeridiane, cominciamo la discesa qui dalla sella sotto il Monte Cimone, da quota 2085, cominciamo la discesa verso valle, cercando di ripercorrere il percorso di ieri, alla ricerca del Sacro Graal o qualcosa del genere. Lungo la discesa qua. Altri due baldi alpinisti si avvicinano alla forcella. Giancarlo tenta di contattarli. Celino. Non si sono fermati. No, Ma si sono fermati chi a filmare là sotto chi è le martore, cara? Ma io non mi sono fermato. Para lì immobile, con le sue gambine tese, la si gira in fiantin. Però poteva una sessata in mezzo alla riva là. Buttila dove a caso, le sento un po' di rumore, lo sciampa, così la si moffa. Guarda che bella Nina, che guarda lì. È come un sasco, anche te la vedi in bianco e nero, anche lei dentro il mirino e... Gli amici slavi stanno salendo il costone. Niente il caminetto adesso, guarda. Io dovrei risalire il caminetto. Ah no, io fare. No. Adesso chi la pare in piama, in effetti la vedo in su, insomma. Io sul traverso. Qua siamo ritornati al bivio per il Patok. Purtroppo la ricerca è stata vana,
Ora ritorniamo verso gli altipiani del Montasio. Lungo il sentiero di raccordo, sempre molto bello, molto panoramico. Ora in mezzo alla pineta, sempre orizzontale, ci accompagna verso gli altipiani del Montasio, che ci accompagna verso il Montasio, sto sentiero. 12:31, siamo arrivati al bivio per la salita, Forca Vandul. Qui sotto le famose vecchie grotte di calcestruzzo magre. Va bene, proseguiamo. 12:31. Bellissimo sentiero, prosegue in quota tra gli abeti. Siamo sboccati sugli altipiani del Montasio, 1:20, 10 minuti siamo alla macchina, va. E questa è fatta anche se con scarso risultato. Una produttrice del buon latte con cui si fa il formaggio Montasio. Poi la bestia speluca proprio, questo che non mangia mica insedati, è erba proprio arida. Verrà un latte concentrato. Bene, salutiamo il Montasio, arrivederci Montasio l'anno prossimo. Attacco della via normale, la via Brazza. No, mi già subito, dai, ma ok. Non do a bere, dopo si cambiano a me. Oh, fine della gita. Buono Giancarlo, mi spiace che il risultato è stato negativo. Allora,